Allora, stiamo parlando di non delocalizzare il turismo, perché no, ci sono tante belle località, ma di portarlo, spalmarlo in un periodo un po' più lungo, clima permettendo, perché ad esempio se guardiamo qua al nord Italia abbiamo avuto l'inverno fino all'altro giorno e quindi le spiagge penso che abbiano un po' risentito. Beh sì, i dati purtroppo dicono questo. Quindi c'è anche un aspetto per quanto riguarda montagna come neve e anche non solo come neve, perché montagna purtroppo ha avuto maltempo ad libitum, una cosa impressionante, poverini, e mare come questione di utilizzo delle spiagge, di fruizione, di tutto, che è legato anche alla meteorologia, per cui portarlo a ottobre, se è un ottobre caldo bellissimo, ma se è un ottobre che con il 15 settembre comincia a far freddo, la gente non ci va più, cioè l'italiano che soffre il freddo. Allora, lo scandinavo sì. Partiamo sempre dall'analisi. A me piace leggere i dati fondamentalmente, quindi anche storici, no? per capire i trend, come si sono consolidati. Allora, già un dato ci dice che il mese di settembre, dal punto di vista dei fatturati delle nostre aziende ricettive, è molto più interessante rispetto a quello di maggio, per esempio. Perché? Perché evidentemente a settembre cominciano a esserci delle condizioni climatiche favorevoli per cui la gente prenota più volentieri settembre piuttosto che maggio. Ma quello che sta avvenendo anche in questi ultimi 3-4 anni, abbiamo visto una coda lunga, diciamo, del meteo favorevole anche nelle prime 2 settimane di ottobre, al punto tale che diversi imprenditori del ricettivo alberghiero, soprattutto nelle nostre destinazioni balneari del Veneto, della costa veneta e anche del lago di Garda, che sono un po' più avanti da questo punto di vista in termini di destagionalizzazione, hanno cominciato a tenere le strutture aperte. Ma il tema qual è? Che quando ci si avvicina ai mesi, diciamo, in coda della stagione, settembre-ottobre, non si può pensare di vivere di solo sole, mare e spiaggia. Bisogna abbinare, e noi abbiamo la capacità di fare questo, a ulteriori prodotti che consentano all'ospite, magari in una giornata non proprio bellissima, di usufruire di altre esperienze. E ritorniamo ancora una volta a parlare di enogastronomia, che mi pare che in questo paese non manchi l'eccellenza per poterla, come dire, valorizzare, ma poi c'è anche tutta l'esperienzialità legata per esempio alla strada del Prosecco, alle cantine. Guardi che le cantine adesso sono anche attrezzate per accogliere, spiegare, raccontare, dove si fa un'esperienza straordinaria. Quindi il cliente che viene a settembre-ottobre non è lo stesso cliente che viene ad agosto esclusivamente solo per stare al mare ed abbronzarsi. Lecito, per fortuna esiste e noi viviamo anche di questo. Ma c'è un ulteriore potenziale cliente che è molto interessato ai valori culturali e dei nostri territori e soprattutto al tema dell'enogastronomia. Se lei va online e fa una ricerca, molto spesso quando avviene il primo, diciamo, avvicinamento di un cliente verso una destinazione, la seconda, se non la prima cosa che cercano sono temi legati all'esperienza enogastronomica. Quindi su questo adesso basta, adesso bisogna assolutamente lavorarci e dare ai nostri ospiti quello che ci chiedono. Poi, come avviene in borsa, bisogna anche avere la capacità di differenziare un po'. Oggi abbiamo nelle città d'arte i clienti altospendenti, sono gli americani, purtroppo la guerra in Russia ci ha tolto, diciamo, la clientela russa, che era un'altra clientela importante, ha ripreso quella asiatica dopo il Covid, non ancora a regime. Il Giappone non è proprio ancora presente. Però, diciamo, esistono già questi tre nazionalità importanti. La Germania è un altro diciamo, cliente molto importante per la regione Veneto, in particolare anche per le nostre spiagge. Però attenzione, cioè, non ci sono solo questi, bisogna avere anche la capacità di saper attrarre clienti, per esempio il Nord Europa, tutta la parte dell'Est. In questo momento abbiamo dei segnali molto positivi da quel mercato, laddove magari vengono un po' meno tedeschi perché c'è un momento anche di crisi economica nel loro paese, però riusciamo a compensare con una parte dei clienti che vengono dall'Est Europa. Quindi vale la pena anche coltivare, così come dobbiamo coltivare il cliente italiano e non riperdercelo in destinazioni esotiche che molto spesso ci fanno concorrenza anche per una questione di costi, dobbiamo noi valorizzare però altri aspetti. Ora, sui costi non riusciamo a fare grandi virtuosismi. Lo so, però sono quelle la noce. La capisco, però purtroppo il nostro paese è gravato, non siamo tornati ai valori dei costi delle materie prime che avevamo nel pre-Covid, sebbene anche le utenze, diciamo, l'energia elettrica e quant'altro si sono ridimensionate, non siamo tornati ai valori precedenti, quindi era fisiologico un riadeguamento dei prezzi. Però gli
le buste paga dei lavoratori, ovvero degli italiani, sono rimaste, e lo sappiamo, ultime in Europa. Io intanto vi do una notizia positiva, che è stato il rinnovo del contratto, finalmente. Io credo che sia una cosa importantissima, perché proprio per i problemi di attraibilità nel nostro settore nei confronti del capitale umano, e anche per una questione di dare dignità ai lavoratori del nostro settore, questo incremento che è, se vogliamo, non è così diciamo, pesante come probabilmente una fetta della parte sindacale sarebbe aspettata, però lascia spazio anche a contrattazioni di secondo livello o contrattazioni territoriali, per cui, capito oggi quanto importante è la risorsa del capitale umano per erogare i servizi di cui abbiamo bisogno, per valorizzare gli investimenti che facciamo e per continuare a essere competitivi, dobbiamo partire proprio dalla valorizzazione del nostro capitale umano. Questo è un altro tema che ci terrebbe probabilmente qui a parlare per una bella oretta, e lo farei molto volentieri. Però ecco, questi sono tutti elementi, ingredienti necessari per riuscire a mantenere il livello competitivo delle nostre imprese del Veneto, soprattutto nel caso mio che rappresento, insomma, del ricettivo alberghiero, al passo, anche con destinazioni che costano molto meno. Perché su questo, se vogliamo, sappiamo essere anche molto bravi. Ora, capisco che non siamo tra i più economici, però allora, se non lo siamo, dobbiamo arricchire di contenuti maggiori il valore della nostra offerta. Sì. Questo è il lavoro. È che io notavo che se adesso noi siamo ridotti, però insomma siamo ridotti non così bene come capacità economica interna del nostro paese, sono dati a livello europeo, siamo messi male, e quindi tanti italiani devono fare delle drastiche scelte, le riduzioni del periodo di ferie è evidente, insomma, veramente sono la media di 3 giorni in meno, 2-3 giorni in meno, e questo dovrebbe far fare delle grosse riflessioni. Perché in paesi che hanno un livello di povertà più esteso, parliamo di povertà adesso, perché il ceto medio sta sparendo, che era quello che era big spender, fanno delle agevolazioni per i cittadini di quel paese, per dire, se sei italiano ti faccio una situazione economica più agevole, in modo da far sì che questa massa di turismo possa restare nel nostro paese, perché una volta che prende la strada estera la mantiene, non torna più. Se non mette ai voti, io alzo la mano e le dico che sono favorevole, però questa iniziativa non può essere lasciata esclusivamente in capo agli imprenditori, una volta. Deve esserci un lavoro di squadra. Ci deve essere una regia, esatto, assolutamente. Perché ci sono già iniziative per cui ci sono dei pacchetti, ti rimborsano il costo autostradale, ti rimborsano il treno del biglietto se prenoti. Ma queste sono dettate, lasciate alla Però lei capisce che non è un'azione sistemica. Allora, se vogliamo veramente premiare gli italiani che restano nel nostro paese, bisognerebbe fare un piano, sedersi al tavolo anche con il governo, con il Ministero del Turismo, e dire: bene, noi crediamo debba essere valorizzato il cliente. Poi a livello europeo bisogna che diamo delle giustificazioni, perché siamo anche all'interno dell'Europa. Io ricordo che qualche problema l'abbiamo avuto, se diamo dei vantaggi agli italiani, l'Europa su questo... Ma diamoli agli europei, che per carità sono già... allora diventa un vantaggio... Sì, allora io sono perfettamente d'accordo che da un lato, se deve esserci l'introduzione, adesso si sta anche ragionando di una tassa di soggiorno che prevederà un aggravio ulteriore, e noi su questo stiamo battagliando in maniera abbastanza feroce. Infatti io volevo proprio chiedere, questa che ho letto, sta imposta di soggiorno che deve essere rivista, non è una cosa... Sì, proprio... il governo sta mettendo mano a questa cosa, perché da un lato il positivo è che si andrebbe a normalizzare la cosa su tutto il territorio nazionale, perché adesso è molto diversificato. Certo. Dall'altro però attenzione, perché togliendo queste risorse alle amministrazioni locali, il rischio è che poi si vada a incidere sulla fiscalità del territorio, e quindi di conseguenza i comuni saranno costretti a incrementare le tasse sulla parte imprenditoriale, e quando fai questo lavoro è inevitabile che l'imprenditore necessariamente dovrà rivedere ulteriormente i prezzi di vendita al suo cliente, e quindi rischiamo di alzare e andare fuori mercato. Bisogna stare veramente molto attenti, perché pensare che un euro, come si è sempre fatto, non faccia la differenza, guardi che non è così. Perché se andiamo a vedere tutto quello che un turista poi deve, o anche i gruppi organizzati, perché c'è anche un serio problema dei gruppi organizzati, per esempio l'accesso a Venezia ha creato delle serie di difficoltà al mio collega regionale che si occupa appunto delle agenzie di viaggio e dei gruppi organizzati, perché non c'è solo la tassa di sbarco, il ticket, c'è anche la tassa per le guide, non possono prenotare più di tot persone contemporaneamente.
bisogna conoscerlo il turismo prima di attuare determinati provvedimenti. Non è difficile, basta applicarsi un pochettino e capire un po' le varie ramificazioni, cercare di mettere ordine e soprattutto sapere ascoltare le associazioni di categoria di riferimento che hanno veramente il polso della situazione, di quello che avviene e a loro volta le associazioni di categoria fare magari dei questionari direttamente rivolti ai clienti, dividendoli proprio per categorie, per nazionalità, per capire cosa pensa proprio il cliente, perché se uno non entra nei blog... però guardi, questo esiste già, perché purtroppo non è gestito da noi, è gestito da grandi player online che si chiamano le OTAS, che fanno dei rating per i quali il cliente esprime la soddisfazione in una determinata struttura, una destinazione in cui è stato, e sono rating importanti perché oggi la scelta che viene fatta è in base appunto al rating che la struttura ha. Però ci sono delle cose paradossali, no? Ad esempio leggevo qualche giorno fa un collega che giustamente lamentava una recensione per esempio negativa ricevuta da un ospite perché l'agenzia attraverso la quale aveva prenotato, adesso non voglio fare il nome, ma insomma, è un player importante online, aveva prelevato in largo anticipo i soldi della sua carta di credito, ma la recensione non l'ha fatta al player della prenotazione, l'ha fatta alla struttura ricettiva, che magari ha lavorato per un anno per cercare di avere un livello qualitativo buono ed avere una buona valutazione, e poi per un effetto terzo, non riconducibile a quel gestore, e quindi la valutazione del cliente, ha avuto un disagio e lo ha scritto laddove gli è stata data la possibilità di scriverlo, cioè nella struttura ricettiva. Quindi sempre molto, ecco, queste articolazioni, queste cose bisogna stare molto attenti, però abbiamo oggi gli strumenti per capire se il cliente è contento, quali sono le criticità, quali sono gli aspetti. E quindi agire con consapevolezza per cercare numeri e dati. Una volta era più difficile ottenerli, oggi non abbiamo scuse, i dati ci sono, se non ci sono li possiamo acquisire. Ma per fare delle analisi, qualsiasi azione tu metti in campo, bisogna partire dall'analisi empirica di questi dati. Allora Presidente, il tempo è volato, avremo tante altre tematiche da affrontare, a questo punto lo facciamo dopo l'estate, ci rivedremo, avremo l'occasione, vedremo anche i flussi come sono andati, sempre con dei dati che sono testuali. Andranno bene, bisogna essere ottimisti fino alla fine. E quindi vedremo se è stato colmato questo gap del periodo di agosto, come, in che termini, eccetera, quindi perché magari sono le prenotazioni dell'ultimo momento. Le auguriamo buon lavoro, siete in piena attività. Grazie. Quindi, noi vi auguriamo buone vacanze nella speranza che le spendiate in Italia. Esatto. E grazie ancora cari telespettatori, grazie anche a voi di averci seguito, noi naturalmente ci rivediamo presto. Grazie a tutti.